Ma se penso agli insediamenti della grande distribuzione, a questi grandi insediamenti della grande distribuzione, dove tra l'altro le imprese sono per lo più straniere e quindi pagano le tasse lì, ma al di là di questa Esatto. considerazione, i danni che hanno provocato sono difficilmente recuperabili in tempi brevi, perché hanno compromesso fortemente il ruolo, le funzioni, l'identità delle città e delle loro comunità. Quindi, siccome si parla di competizione tra poli, città, luoghi della grande distribuzione impropriamente, perché sono luoghi dove c'è un po' di Certo, no, no, tutto, no? infatti Sono degli aggregati dove l'offerta è è molto ampia, è particolarmente molto rilevante. vasta, molto innovativa, perché ci sono alcuni format come la nave De Vero di Marghera, dove c'è un'innovazione nella struttura, non tanto nei prodotti, ma Ah, l'innovazione si fa. Dall'altra parte le città, nelle città assistiamo a un declino che sta coinvolgendo le città piccole e grandi e anche i capoluoghi. Declino che in alcune aree si trasforma in degrado, che diventa insicurezza, che eh sì. diventa legato alla chiusura delle attività, al fatto che i luoghi non sono frequentati. Quindi oggi bisogna ripartire, la politica regionale, quello che abbiamo chiesto nell'incontro con la candidata Moretti, ma lo chiederemo anche agli altri candidati. Intanto un blocco della grande distribuzione, perché non se ne può davvero più, non se ne può più di grande distribuzione in questa nostra regione. Dall'altra parte bisogna rigenerare, recuperare, riqualificare i nostri centri urbani, e sarà un'operazione molto difficile, molto complicata, che richiederà una cultura della Esatto, città. infatti, no, no, ma anche questo delle valutazioni strategiche. Lo interrompo un attimo perché c'è la pubblicità, però voglio tornare su questo aspetto, blocco della GDO, quindi dell'espansione della grande distribuzione, e chiederle, perché mi sembrava ci fosse già stato un provvedimento o una promessa da parte della Regione, avevate avuto un incontro con l'assessore Coppola, se non Sì, sbaglio, a sì, questo riguardo, quindi capire a che punto siamo. E poi progettualità per le città, che questo implica una gestione manageriale, qualcosa avete fatto, ne abbiamo anche certo. accennato per capire se questo è realizzabile. E sicurezza, sicurezza è un altro aspetto importantissimo che sta minando anche le dinamiche sociali delle persone. Tra pochissimi secondi siamo di nuovo insieme. Quindi quello che manca però per realizzare questa buona legge è una cultura da parte degli amministratori pubblici dei comuni. E quindi abbiamo il discorso dei sindaci I che devono sindaci agire. che devono ancora, secondo me, non tutti ovviamente, ma devono ancora diciamo, fare propria questa impostazione, cioè che le città, grandi e piccole, sono luoghi, come avviene un po' in giro per il mondo, sono i luoghi oggi dell'innovazione. Quando si parla di innovazione, ancora oggi in questo nostro Veneto, e ne abbiamo l'esempio sull'ultima programmazione 2014-2020 dei fondi europei, dei progetti, si è inteso l'innovazione ancora in una cultura vetero-industriale. Innovazione è solamente industria, artigianato, quindi prodotto. Sì. In realtà l'innovazione è trasversale, cioè tutte le imprese possono fare innovazione.